Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Parto con una notazione personale. Ho adorato la mia maestra delle elementari e devo a lei tutta la mia carriera professionale. L'ho sempre chiamata quando mi sono diplomata alle medie, al liceo, all'università, alla laurea in giurisprudenza e anche quando ho passato il concorso in magistratura. Scrivendo le sentenze ricordavo le regole grammaticali che mi ha insegnato la maestra. Dico questo non per ricordare il bel tempo che fu o dire che una volta gli insegnanti erano migliori di quelli di adesso. Concordo con le autrici del libro che non c'è mai stata un'età dell'oro e un'età del piombo adesso, ma solo per dire quanto importante sia la scuola. Ne sono convinta e non faccio un discorso retorico. La mia maestra, che era anche molto avanti, diciamo, dal punto di vista culturale, mi ha insegnato ad amare la cultura, mi ha insegnato a studiare, mi ha dato le basi per tutto quello che è venuto dopo. Penso che istruzione, sanità e giustizia siano i servizi più importanti di uno Stato. E leggendo il libro ho scoperto che tra scuola e giustizia ci sono molte affinità. Siamo, come dire, entrambi dei settori che io sono stata il giudice per 40 anni e quindi ho, come dire, sperimentato e anche patito tutte le difficoltà di questo settore, che è molto simile alla scuola, perché ogni politico nei programmi elettorali si riempie la bocca di scuola e di giustizia. Ogni governo vuole fare la riforma della scuola e della giustizia, riforma che ha un orizzonte brevissimo, probabilmente quello della successiva elezione, e non un orizzonte lunghissimo come dovrebbero avere le riforme in questi due settori. Arrivano sempre circolari, come dire, decreti dei ministri pieni di bellissimi programmi che poi nella realtà non si possono attuare per scarsezza in genere di mezzi e di personale. Eppure abbiamo degli insegnanti, come abbiamo dei giudici e di chi fa parte anche del comparto giustizia, motivatissimi, che fanno andare avanti la baracca nonostante tutto e ai quali dobbiamo un grande ringraziamento, soprattutto agli insegnanti, ai quali, voglio dire, non viene riconosciuto se non altro come dire, un contributo economico adeguato. Come per la giustizia, anche per la scuola si parla dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma ci saranno i robot a giudicare, ma ci saranno i robot ad insegnare, cosa che assolutamente non sarà possibile. Ma tutte queste novità che abbiamo e che sono grandissime e che sono importantissime vanno conosciute e vanno, come dire, conosciute per essere governate. Quindi credo che anche la scuola abbia questa grande sfida data dall'innovazione tecnologica, che molto spesso è demonizzata e invece va riconosciuta come una grandissima opportunità, se non altro perché porta con sé una grande democraticità. Una volta era solo proprio delle classi agiate, quelle che potevano avere la biblioteca, quelle che avevano i libri in casa,
magari poter, come dire, avere delle informazioni. Adesso è bellissimo che tutti in un attimo possano averle, solo che bisogna capire come acquisirle queste informazioni. Questa secondo me è la grande sfida della scuola. Le risposte si trovano, ma bisogna sapere come interrogare questi sistemi. Quindi io ringrazio molto le autrici di questo libro. Noi ospitiamo da tempo in Ateneo moltissimi studenti e siamo sempre molto contenti quando arrivano gli studenti, oltre alla, come dire, alla ventata di gioventù, ma vediamo che ci sono dei ragazzi preparati, dei ragazzi qualificati che quando vengono resi responsabili nel fare qualcosa danno tantissimo. E quindi, però non ci siamo mai occupati di scuola presentando dei libri, quindi sono contenta oggi che ci siano qui le autrici e i relatori che ci parleranno della scuola e che ci parlino della scuola pubblica. Mi è molto piaciuto quello che hanno scritto: difendiamola la scuola pubblica, sì, perché è aperta a tutti, è inclusiva, è gratuita e la scuola italiana riesce ad essere competitiva rispetto ad altri stati con la scuola privata. Quindi, come dice il titolo, non spariamo sulla scuola, ma riconosciamo quanto ha fatto e secondo me continuerà a fare per la nostra società. Grazie. Lascio la parola a... a Bruno Crevato Selvaggi, che è nostro socio in primis, siamo molto, molto onorati, e che è il presidente della Società Nazionale Dante Alighieri, il Comitato di Venezia. A te la parola. Grazie Presidente. In questo mondo che scorre è facile cadere nella trappola della nostalgia. Allora sì che la scuola era seria, gli esami difficili, i professori bravi e noi studenti rigavamo dritto. Vi sentirete dire da chi fatica a fare i conti con il tempo che passa. E invece no, la scuola di ieri non era migliore di quella di oggi. L'unica via d'uscita è investire in conoscenza, dalle scuole all'università, dai centri di ricerca alle imprese. Vi ho letto due frasi dall'inizio e dalla fine del libro che racchiudono forse un po' tutto quello che ci ha prima detto la Presidente e che ci diranno poi le autrici di questo volume, su cui quindi non mi soffermo, lasciandovi al piacere dell'ascolto. Io sono Bruno Crevato Selvaggi, il Presidente del Comitato di Venezia della Società Nazionale Dante Alighieri, e abbiamo chiesto all'Ateneo Veneto il partenariato e l'ospitalità in questa prestigiosa sala dove io sono entrato per la prima volta. Anch'io vorrei fare una nota personale: sono entrato per la prima volta 54 anni fa, quando ero al liceo e venivo a frequentare delle biblioteche per le ricerche che ci si chiedeva di fare, no? Io venivo qui all'assemblea alla biblioteca dell'Ateneo Veneto. Bene, dicevo, noi come comitato della Dante Alighieri ci occupiamo di linguistica, ci occupiamo di didattica, ci occupiamo della diffusione della lingua e della cultura italiana. E allora perché siamo interessati a presentare questo libro? Perché entra nel nostro scopo principale, la diffusione della didattica, della cultura, della conoscenza. Ringrazio la professoressa Rosella Mammoli Zorzi, nostra Presidente emerita, che è qui, che ha avuto l'iniziativa di presentare questo volume, ha coinvolto le autrici e coloro che poi discuteranno assieme alle autrici e assieme a tutti voi questo volume, il cui tema appunto è di grandissima attualità. Quindi questa giornata, questo pomeriggio, si organizzerà in questa maniera. Prima, per una ventina di minuti, interverranno le due autrici, Gianna Fregonara e Orsola Riva, che ci illustreranno i contenuti del volume.
Dopodiché interverranno e presenteranno le proprie idee, le proprie considerazioni sul volume per una decina di minuti ciascuno, il professor Mino Conte, che è ordinario di filosofia dell'educazione e pedagogia generale all'Università di Padova, la dottoressa Chiara Massari, che è responsabile dell'attività didattica e della formazione dei docenti all'Iveser qui a Venezia, e la professoressa Giovanna Lagrasta, che è docente al liceo Marco Foscarini, che anch'io ho frequentato e dove avevo in classe con me probabilmente suo fratello. Sì, no? Ecco. Bene, che noi chiamavamo Chicco, insomma. Allora, ringrazio tutti, invito le due autrici e i presentatori a venire qui al tavolo. Prego. E a voi il microfono. È già... sì. Allora, buonasera a tutti, grazie per averci invitate in questo posto magnifico. Non perdo tempo, vi presento quello che è stato la genesi e l'idea di scrivere questo libro. Orsola e io ci occupiamo di scuola e di università, di educazione in generale da una decina d'anni per il Corriere della Sera, e quindi insomma in tutti questi anni abbiamo seguito le vicende della scuola italiana. Spesso abbiamo scritto, altre volte ci siamo tenute alcune considerazioni e abbiamo deciso di dare anche noi un po' il nostro contributo. Quello che abbiamo fatto è un'inchiesta giornalistica, quindi è un'inchiesta fatta abbiamo raccolto dei dati, abbiamo studiato le ricerche che sono state fatte ormai sul mondo della scuola, ci sono veramente una miriade di dati. Siamo andati un po' in giro a vedere esempi di scuole che funzionano bene e scuole che funzionano meno bene, e abbiamo chiesto alcuni pareri ad alcuni esperti. Abbiamo cercato di raccontare la scuola italiana per temi, cercando di dare insomma un po' di spunti e un contributo alla discussione, perché ci siamo resi conto che di scuola si parla molto spesso per parlarne male, o perché siamo insoddisfatti, o perché purtroppo succedono casi che sono più di cronaca nera che non di cronaca scolastica, ahimè, e però si fa fatica, soprattutto nel nostro paese, a cercare di creare una discussione che coinvolga un po' tutti sulla scuola e che ci permetta di avere una visione anche di quella che deve essere la scuola del futuro. Il titolo, brevemente, è un titolo un po' provocatorio, non sparate sulla scuola, perché naturalmente il nostro sguardo, questo è dichiarato, vuole essere uno sguardo positivo sulla scuola, perché noi pensiamo che, come ha detto la Presidente, ci sono comunque tanti meriti che ha questa scuola, a partire dal fatto che è una scuola pubblica, aperta a tutti, che ha come scopo quello dell'inclusività, anche se non sempre lo raggiunge, però tende a questo scopo, e quindi tutto questo non va, secondo noi non va perso. Ma non sparate sulla scuola, si può sparare sulla scuola anche facendo la riforma sbagliata o non facendo la riforma giusta, anche non azzeccando il punto che deve essere magari corretto, anche non avendo una visione. Quindi secondo noi, questo un po' la cornice, la scuola ha imboccato nel tempo, si è evoluta nel tempo in una maniera positiva, e su questo abbiamo trovato anche diversi dati che ce lo dicono. Cioè la scuola di 50 anni fa era di 60 anni, era una scuola d'élite. Negli anni 60 si laureava il 2% degli italiani, quindi su 100 che partivano in prima elementare 2 arrivavano alla laurea. È chiaro che questi erano preparati, probabilmente facevano parte dell'élite e della classe dirigente. Oggi lo sforzo è quello di tenere in classe gli studenti per almeno
per arrivare insomma a 13 anni di scuola. L'università, c'è l'idea insomma di portare comunque un'educazione terziaria, arrivare quasi alla metà, al 40% dei giovani, e questo non è soltanto una questione che insomma bisogna essere studiati, bisogna come dire, studiare a lungo, è proprio una questione che insomma ci rendiamo conto, il mondo è cambiato e ci chiede di avere delle competenze che forse una volta si poteva anche stare senza o comunque avere un'infarinatura, oggi non è più così. Siamo partiti dalla domanda: ma quali sono, cioè che cosa serve oggi la scuola? Qual deve essere la missione della scuola? Oggi è naturalmente una domanda impegnativa alla quale non abbiamo dato una risposta definitiva, ma abbiamo trovato alcuni spunti che possono contribuire a, diciamo, impostare il discorso. Allora, intanto lo anticipava anche la Presidente prima, c'è questo problema, questa realtà del digitale, dell'intelligenza artificiale, di questo mondo, la quarta rivoluzione del digitale che ci sta, diciamo, in qualche modo travolgendo, perché è rapidissima. Allora, di fronte a questo cambio che è nelle nostre vite, non soltanto nella scuola e non principalmente nella scuola, ma che questo cambio che avrà un'influenza che ancora non sappiamo bene su tutta la realtà, la scuola non può limitarsi a pensare telefonino sì, telefonino no, il digitale, che ne facciamo alcune ore, altre no. Diciamo, la sfida, ecco, non è appunto avere un robot per insegnante, ma forse può essere anche quella che ci sono attività che forse sono diventate un po' obsolete, forse bisogna ripensare il modo di fare i compiti o compiti a casa o anche altre attività. Ecco, l'intelligenza artificiale, a parte, diciamo così, come dire, ha un aspetto un po' magari così inquieta, l'idea, no, che dovremo fare insomma i conti con questa robotizzazione delle nostre vite, ma è vero che chi è fuori da questo mondo saranno i nuovi poveri, cioè non possiamo permetterci di dire no vabbè, poi dopo si vede, poi si fanno i tecnici, no. Questo deve essere qualcosa con cui la scuola, per esempio, fa i conti, e a noi non sembra che questo in questo momento ancora stia avvenendo. E i giovani di oggi, proprio appunto grazie ai mezzi che avranno appunto a partire dall'intelligenza artificiale, saranno potenzialmente più potenti della storia dell'umanità, perché nessuno di noi ha avuto a disposizione tutto quello che avranno loro, ma loro saranno anche giovani che dovranno vedersela in un mondo di grandissima incertezza. Vediamo l'incertezza geopolitica in questo periodo, insomma, cosa sta cambiando, ma l'incertezza del mondo del lavoro. Se è vero che 2 bambini delle elementari su 3 faranno lavori che ancora non sappiamo quali sono, la scuola si deve porre il problema: che cosa devo insegnare, verso dove devo andare. Non sono domande certamente di poco conto. E infine la sfida dei numeri. Purtroppo l'inverno demografico, diciamo, siamo in pieno inverno demografico nel nostro paese, come in realtà anche nel resto d'Europa, forse un po' meno, e questo ci porta a avere nei prossimi 10 anni 1 milione di studenti, 1,5 milioni di studenti in meno. Questo non vuol dire solo classi un po' più vuote, non ci saranno più le classi pollaio, magari più insegnanti per numero di studenti, che è anche un bene, ma intanto libera delle risorse che forse dovremmo chiederci, avendo questa opportunità, che cosa ne vogliamo fare, che forse possono essere usate per didattiche differenti, ma soprattutto ci pone di fronte al problema come paese che avremo da qua al 2040 avremo 300.000 laureati in meno. Questo vuol dire competenze in meno pensiero, meno persone preparate, quindi dovremo fare i conti anche con meno competenze. Questo vuol dire, secondo noi, insomma, in prima battuta, che non si può veramente più perdere nessuno per strada. Bisogna veramente avere una scuola che sia efficace per tutti. Quindi cosa serve la scuola? Serve a imparare, cioè a dare questo nucleo iniziale, ricordava la sua maestra, no? Che può essere insegnato soltanto a menti che sono ormai, insomma, anche le neuroscienze danno un grande contributo a quello che è la didattica, il mondo della scuola, della formazione, e quindi
il futuro su cui si sta discutendo, ecco, appunto nel nostro discorso pubblico poco, ma in realtà anche negli altri paesi europei è un po' più vivace la discussione, bisogna che la scuola insegni a imparare. Poi che cosa si vedrà i giovani lo vedranno durante la vita, dovranno probabilmente tornare a formarsi più volte nel corso della loro vita, non è che a 18, a 21, 23 o 25 è finita, però solo chi avrà avuto le competenze, avrà avuto una buona scuola nei primi anni sarà in grado di fare tutto questo. Ho detto delle occasioni perse, poi forse Orsola entrerà nel dettaglio per parlare insomma di quelle che sono forse poi insomma le riconoscerete anche voi. È vero che noi abbiamo il record delle riforme approvate e cancellate immediatamente dopo. Noi ci sono alcune riforme che sono diventate leggi e non sono mai state applicate perché nel frattempo è cambiato il governo e sono state abrogate. Pensate anche solo alla perdita di tempo, oltre che questi cambi repentini. A questo proposito cito il caso della Finlandia. Tutti parlano della scuola finlandese che è la scuola migliore d'Europa, adesso è un po' in discesa, quindi forse anche il suo ciclo è finito, però qual è stata la grandezza dell'idea geniale dei finlandesi? Non è stato il tipo di scuola, sicuramente è stata una scuola che ha funzionato, ma è stato quello di dire: noi facciamo un patto, questa è la scuola. Anche loro all'inizio degli anni 2000, quando è arrivato l'Ocse Pisa, poi da noi l'Invalsi eccetera, andavano male come noi. Loro hanno detto: noi dobbiamo riformarla, facciamo una riforma, parliamo, grande dibattito, tutti coinvolti, quello che si decide, la politica si impegna a portarlo a termine, cioè la riforma. Ci vogliono 10 anni a implementarla perché bisogna formare gli insegnanti, cambiare le scuole, vedere se funziona, eccetera. Noi andiamo avanti, chiunque arriverà si impegna a portare avanti questa riforma e il risultato si è visto, ecco. Quindi ci sono delle strade possibili per rendere questa scuola, per non sparare sulla scuola, per fare in modo che questa scuola funzioni e funzioni sempre meglio. Passo la parola a Orsola. Intanto, buonasera a tutti. Volevo incominciare con una nota appunto personale che riguarda entrambe e riguarda Venezia, nel senso che questo libro naturalmente lo abbiamo lavorato a Milano, ma poi siamo venute, io ho mezza famiglia veneziana e tutte le estati vengo al Lido di Venezia, siamo venute qui per fare quello che era fondamentale. Tra l'altro lei vive a Roma, io abito a Milano, quindi avevamo bisogno di un luogo dove trovarci, cioè saldare il libro, montarlo, fare il lavoro di montaggio cinematografico del libro e soprattutto un lavoro di autocensura feroce in cui ci siamo distinte, è stata una specie di gara a chi tagliava di più delle parti che aveva scritto, delle proprie parti. E però io credo che sia alla fine stata la parte che ha reso questo libro, sperabilmente insomma, agevole nella lettura, nel senso che avevamo scritto molto di più, ma in due abbiamo lavorato per renderlo fruibile, leggibile, agile e per ridurlo alle lunghezze attuali. E quindi dobbiamo a Venezia una parte importante di questo libro. Veniamo appunto ai contenuti del libro. Sì, effettivamente è vero, uno dei problemi della scuola non è che non si fanno le riforme, non si facciano le riforme, è che si fanno e si disfanno in continuazione, come la tela di Penelope. È cosa di queste settimane, il professore sicuramente ne avrà preso nota e avrà le sue riflessioni da fare in merito. L'ennesima riforma del sistema di valutazione per i bambini della scuola elementare, era appena entrata in vigore un nuovo sistema di valutazione, peraltro con dei problemi di gestione, per cui erano state fatte centinaia di ore di formazione per i maestri per insegnare loro come bisognava usare questo nuovo sistema per livelli. Cambia il governo, si cambia il sistema di nuovo di formazione, quindi tutto quello che è stato fatto finora viene cancellato, ritornano i giudizi. Ogni governo evidentemente ha una sua, musica di sottofondo. La musica di sottofondo di questo governo in particolare sembra essere quella di un ritorno
appunto agli antichi fasti, diciamo, di una scuola più severa, più disciplinata, dove la condotta pesava di più, e infatti si sta facendo anche una riforma della condotta, ma anche appunto un sistema di giudizi più chiaro, più netto, in cui insomma ai bambini si dica che se sono bravi, ma se vanno male si possa dire anche che sono gravemente insufficienti. Va bene, non voglio entrare troppo nel merito di questa riforma, che però, ecco, diciamo, credo che da un punto di vista didattico ponga alcuni problemi, e nel senso che se il sistema precedente poteva avere degli elementi di oscurità nel pagellino finale dei bambini, questo rischia di essere fin troppo chiaro, diciamo, di lasciare un bambino di 6-7 anni come dire, tramortito, ecco, dalla chiarezza del giudizio. Per stare un pochino più sulle generali, di riforma in riforma, in questi decenni noi li abbiamo letti, compulsati, studiati, abbiamo letto tantissimi documenti, molti dei quali anche estremamente pregevoli dal punto di vista didattico. Direi che praticamente non c'è documento degli ultimi 10-20 anni in cui non si ripeta l'adagio che bambini e ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere, e tutte quelle belle cose che voi sapete meglio di me, che vi sentite anche magari raccontare quotidianamente, però nei fatti la scuola continua a essere un po' prigioniera di quella che, insomma, mi permetto di chiamare un po' la dittatura dei programmi, di una camicia di forza in parte autoimposta, in parte resa necessaria dalle ristrettezze, dalle difficoltà, dalle condizioni di perenne emergenza della scuola, che si aggravano di anno in anno. Lo avrete sperimentato personalmente, è sempre più difficile, non solo in Italia, riuscire a mettere in cattedra all'inizio dell'anno tutti i docenti che ci vorrebbero. E a volte i docenti arrivano, cioè prima una girandola di supplenti provvisori fino a Natale, e per avere il supplente, quello definitivo, non il professore in cattedra, bisogna aspettare appunto Natale, la Befana a volte. E quando appena è arrivato finalmente il professore di matematica, l'agognato prof di matematica, ma adesso anche mancano quelli di italiano, storia sempre più spesso, per le ragioni che sapete, cioè la diciamo poca come dire, appetibilità di una professione con un percorso, diciamo, di carriera così incerto, anzi carriera nulla, un percorso, diciamo, di accesso estremamente accidentato, e un trattamento economico evidentemente non all'altezza della enorme sfida pedagogica che noi affidiamo ai docenti. Ecco, è sempre più difficile avere dei docenti in cattedra. Quando finalmente arrivano, dal primo giorno devono incominciare a correre, perché c'è la rincorsa dei programmi. Da qualche parte nel libro a un certo punto citiamo una cosa che ci ha fatto molto ridere, di un pedagogista di Milano, Raffaele Mantegazza, che racconta, è una barzelletta, e sarà sicuramente successo, di una mamma che ha uno scambio con un'altra mamma e dice: ah, ma la figlia di mia cognata è già arrivata a Napoleone, noi siamo ancora solo a Robespierre, con un senso, noi poi, e su questo ci sarebbe da dire anche su quel noi. Comunque è vero che le scuole arrancano con grandissima buona volontà, straordinaria buona volontà da parte, se non di tutti, di una buona fetta di insegnanti, ma arrancano perché sono appunto rimaste in qualche modo prigioniere di un setting scolastico che convenzionalmente è sempre lo stesso, quello della cosiddetta lezione frontale, no? Cioè c'è il professore come me dietro la cattedra, dall'altra parte ci sono gli alunni, e in mezzo quello che noi abbiamo definito il golfo mistico della noia. Perché? Perché, diciamo, la lezione frontale non è mai stata, salvo alcuni, a volte tanti, anche, diciamo, miracolose eccezioni di professori che tutti noi abbiamo incrociato nella nostra carriera scolastica e che hanno lasciato il segno. Però, diciamo, salvo eccezioni mirabili, la lezione frontale è sempre stata, diciamo, è unidirezionale per definizione, e oggi veramente mostra un po' la corda. Le neuroscienze che evocava prima Gianna
ci hanno permesso anche, come dire, di vederla, di visionarla questa noia. Quando l'alunno ci guarda il professore, diciamo, con sguardo catatonico, è perché nel frattempo, appunto, la sua soglia d'attenzione, così ci raccontano le neuroscienze, ha esaurito il ciclo, che dura all'incirca 45 minuti, per cui ha i primi 10 minuti in cui l'attenzione è vivissima, poi declina per i successivi 20, poi torna, diciamo, di nuovo in sella, al 45esimo minuto è crollata miserandamente. Il tutto moltiplicato, a noi sta particolarmente a cuore un tratto di scuola, il tutto moltiplicato, nel caso delle scuole medie, per 6 ore al giorno, distribuite su solo i 5 giorni alla settimana, quindi dalle 8 alle 2 del pomeriggio. Un orario che non noi, ma i pedagogisti che abbiamo sentito, definiscono concordemente bestiale. Com'è pensabile insegnare a un ragazzino di 12-13 anni, in quell'età dello sviluppo che è così delicata, in cui non è ancora avvenuta tutta, diciamo, la potatura delle sinapsi, immaginare che questo possa stare ad ascoltare una lezione di analisi logica, che è così importante, o di matematica, all'1 del pomeriggio, con i crampi della fame, la prospettiva di rientrare a casa alle 2:30, 3, prospettiva di rientrare a casa ed essere abbandonati a se stessi. E questo è un altro punto che a noi è molto molto caro, quello del tempo della scuola. La lezione frontale, diciamo, si articola su un circolo che è così concepito: alla mattina si fa lezione in classe, al pomeriggio si fanno i compiti a casa e l'indomani a scuola si fa la verifica di quanto appreso. Sto molto banalizzando, naturalmente, nel senso che in molte scuole, in molte classi si mettono in atto didattiche anche molto più creative di questa, però è vero che questo è un po' il leitmotiv, è un po' la struttura di base. Quando il ragazzino si ritrova da solo a casa il pomeriggio, ecco, lì si amplificano le disparità di partenza, nel senso che chi può contare sull'aiuto di una famiglia nella quale magari i genitori non sono presenti perché lavorano, ma diciamo ai muri, alle pareti di casa ci sono tanti libri da consultare e in caso di difficoltà o di qualche incomprensione c'è sempre la possibilità di aspettare mamma e papà la sera, o anche di ricorrere, nel caso delle scuole superiori, alle ripetizioni, che ormai sono diventate, diciamo, soprattutto per i ragazzini delle superiori, un'integrazione quasi indispensabile dell'apprendimento fatto durante la mattina. Ecco, questo sistema secondo noi meriterebbe un ripensamento, a partire proprio dal tempo scuola della scuola media, che dovrebbe restare aperta anche al pomeriggio. In generale, diciamo, l'idea di una lezione frontale uguale per tutti, in un momento in cui la scuola è diventata, in un momento, la scuola lo è da tanto tempo, diciamo, una scuola universale aperta a tutti, ma questo vuol dire avere una platea estremamente diversificata, portatrice di bisogni molto diversi. Immaginare che la stessa lezione possa raggiungere tutti gli alunni di una stessa classe è chiaramente impossibile. E c'è un brano di un libro che tra l'altro mi ha dato da leggere Gianna, che abbiamo messo nel nostro, di Daniel Pennac, che voi conoscete, scrittore, a lungo insegnante di scuola, che racconta la sua esperienza, prima di pessimo studente salvato da un suo professore e poi di insegnante in scuole difficili, in cui dice: non c'è niente di peggiore di quella sensazione, diciamo, di solitudine, di vergogna, che è quella di un alunno che non capisce, mentre magari il resto della classe capisce. Dice: vabbè, ma può alzare la mano e fare la domanda, certamente lo fa una volta, ma se non capisce nemmeno la seconda spiegazione ci vuole un coraggio da leoni a dire: no, guardi professoressa, non ho ancora capito. Ora, noi conosciamo bene che esistono tantissime forme di didattica un pochino più interattiva, lavorando in gruppo, facendo confrontare i ragazzi fra di loro, che consentono forse anche di beneficiare di un linguaggio più affine
comunione e anche di una maggiore confidenza tra i ragazzi. Tutte cose che, badate bene, non è che non si facciano, si fanno in molte scuole, ma che non riescono a diventare sistema. In generale... Siamo un po' stretti con i tempi. Benissimo. La invito a concludere appena. Come posso chiudere? Dicendo questo, forse, che la cosa importante, noi pensiamo, diciamo che sia importante, è che la scuola si faccia carico, ecco, la scuola di tutti, che è una scuola pubblica aperta a tutti e inclusiva, sia messa nelle condizioni di funzionare veramente per tutti, il che significa come dire, riuscire veramente a fare che il merito, ecco, un'altra delle innovazioni che sono di questo governo, che il merito, che è un concetto molto importante nella scuola, non sia vissuto come uno strumento di selezione dei ragazzi, ma davvero come un principio di emancipazione degli stessi, cioè che sia in grado di valorizzare i talenti e di recuperare le difficoltà. Questo forse è la cosa che più ci preme. Bisogna per farlo dare alla scuola tutte le risorse di cui ha bisogno, a partire da una mano concreta agli insegnanti. Ecco. Grazie. E ora il microfono al professor Divino Conte, ordinario di filosofia dell'educazione e pedagogia generale all'Università di Padova. Prego, professore. Sì, benissimo, grazie molto per questo invito. E io amo molto venire a Venezia, passeggiare senza una meta precisa però. Quindi oggi per me è stata una novità recarmi esattamente in un luogo, ad un orario prestabilito. Io credo che questo testo, questo libro che ho letto con molto piacere, abbia sicuramente almeno due meriti, a proposito di merito, ma in un altro senso. Il primo è quello di contribuire in modo importante, direi, al lancio o al rilancio del dibattito sullo stato della scuola pubblica nel nostro Paese. Dibattito che a mio avviso non è mai sufficiente, credo che non si parli mai abbastanza di scuola e soprattutto che talvolta si tende a parlare di scuola una volta esauriti tutti gli altri argomenti. Quindi è chiaro che la scuola non può fare tutto da sola e evidentemente ci sono questioni di più ampio respiro, però far sì che la scuola possa tornare a essere o possa essere per la prima volta una questione centrale per la vita pubblica nel nostro Paese. Ecco, credo che questo sia un obiettivo estremamente importante da sottrarre agli umori variabili dei governi di turno. Dovrebbe esserci una discussione permanente in grado di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere chi la scuola la fa tutti i giorni, gli uomini di studio, gli intellettuali, i politici naturalmente. Quindi questo penso che sia un obiettivo importante e questo libro a questo libro va sicuramente dato il merito di dare un contributo al riguardo. E poi anche perché questo metodo adottato consente di raccogliere in uno spazio ragionevole tante informazioni, un'ampia documentazione e anche la possibilità di mappare i problemi, direi anche nella loro interezza. Questo mi sembra, anche questo una nota di merito sicuramente da sottolineare, no? Questa capacità di passare in rassegna i punti critici, le contraddizioni. E le questioni, lo sappiamo, le questioni sono questioni antiche, sono questioni nuove, ma sembra che tutto sia fermo
no? Che nonostante molte conoscenze, molte acquisizioni, molti esiti di ricerche nazionali e internazionali, poi alla fine prevalga una sorta di andamento rutinario, no? Che fondamentalmente lascia le cose esattamente come sono. Magari possono cambiare i modi di esprimersi, possono cambiare le parole, può cambiare il modo di parlare della scuola, l'ordine discorsivo che insiste sulla scuola, ma poi alla fine siamo sempre lì. È chiaro che le questioni sono vecchie, sono nuove, basta conoscere a fondo una disciplina per poterla insegnare? Non è una questione di oggi, è una questione antica, no? Come possono essere rimodulati gli orari scolastici per poter garantire una diversa fruizione del tempo scolastico e che questi orari non sembrino, come giustamente viene riportato nel testo citando Susanna Mantovani, dei turni di lavoro, no? Bocciare è un bene o un male, compiti a casa sì, compiti a casa no. Dare i voti mantiene un suo significato oppure no? La lezione frontale è davvero da relegare nel passato come qualcosa di irrimediabilmente superato oppure mantiene un suo qualche senso? Ecco, io tendo sempre comunque a non ragionare per opposte dicotomie. Credo che fondamentalmente non ci sia da dire nulla in contrario alla lezione frontale in quanto tale. Chiaramente dipende da tante cose, dalla capacità del docente di parlare in profondità, di esprimersi toccando temi e questioni in grado di interessare gli ascoltatori, no? Ma evidentemente non può essere l'unico modello e poi ci sono i problemi legati alla soglia d'attenzione, eccetera, no? È chiaro, anch'io potrei fare molti ricordi di scuola, no? Molti ricordi di noiosissime lezioni, neanche frontali, ma potrei definirle nucali. Avevo questa professoressa di matematica che riempiva di formule la lavagna. Buongiorno ragazzi, arrivederci ragazzi. Questa è la lezione nucale, no? Poi c'è anche quella parietale, ma sono varianti di un certo tipo. È chiaro che poi la questione che è stata giustamente toccata, quella dei genitori elicottero, come vengono definiti, che pongono il problema di come oggi ripensare un corretto rapporto educativo tra gli insegnanti e le famiglie. È chiaro che il catalogo delle questioni aperte è ampio, direi anche amplissimo. Io credo però che quello che manca, e qui porto qualche elemento di problematizzazione, quello che manca è un punto credo decisivo, cioè per poter dare risposta a tutte queste domande che toccano aspetti particolari, occorre riprendere, riposizionare e riprendere con forza il tema delle finalità dell'istruzione. No, giustamente le autrici si chiedono a cosa serve la scuola, ma qual è la finalità generale dell'istruzione? Qual è la finalità? Perché poi tutti i problemi particolari, in qualche modo, se evidentemente si prova a dare risposta a questa domanda di carattere generale, tutti questi problemi particolari possono essere riformulati, ripensati e magari possono trovare una risposta. Il problema è che se io vado a riprendere un documento del 1995, Insegnare e apprendere verso la società della conoscenza, libro bianco della Commissione europea a cura di Edith Cresson, io sono europeista convinto, quindi questo sia chiaro. Però io qui leggo un passaggio particolarmente problematico, almeno a me fa problema. Si dice i compiti dei sistemi di istruzione e di formazione, la loro organizzazione, il contenuto degli insegnamenti, perfino la pedagogia, sono stati oggetto di dibattiti spesso appassionati. La maggior parte di tali dibattiti appare oggi superata. La necessità di questa evoluzione ormai riconosciuta, la migliore prova ne è data dalla fine
dei grandi dibattiti dottrinali sulle finalità dell'educazione. Questo c'è scritto. Che chiaramente ad uno spirito sinceramente democratico, come quello di chi parla, questa posizione, che probabilmente è scivolata negli anni, fa un certo effetto. Non stiamo parlando di un aspetto marginale o secondario delle nostre società, stiamo parlando di qualcosa di decisivo. Ma allora, se la questione che riguarda il dibattito pubblico attorno alle finalità dell'istruzione è una cosa del passato, chi lo decide allora oggi quale debba essere o quali debbano essere le finalità dell'istruzione? Ecco, quindi questo è un punto che lascio aperto. Ecco, un altro aspetto che vorrei qui sottolineare nel breve tempo a disposizione riguarda un certo modo di intendere da parte del mondo della ricerca didattica e della ricerca pedagogica, un certo modo di intendere e di focalizzare l'attenzione sulle questioni scolastiche. Quello che tende a prevalere, a mio avviso, è sempre la risposta al come rendere più efficaci gli insegnamenti, a come migliorare la didattica, a come impiegare meglio le nuove o nuovissime tecnologie. Quindi il prevalere dei come poter monitorare, uso questo verbo che non amo particolarmente, diciamo tenere sotto controllo, vigilare affinché gli apprendimenti attesi vengano raggiunti e si raggiungono appunto gli effetti d'apprendimento che in qualche modo ci si attenda debbano conseguire ad uno specifico insegnamento. Ecco, la questione dei come, i come sono importanti, evidentemente si deve rispondere alla domanda dei come, ma viene meno la domanda attorno ai perché, evidentemente. Perché occorre innovare la didattica? Perché occorre pensare esclusivamente ad una didattica per competenze? Ecco, la parola competenza è una parola che andrebbe osservata in controluce e dovrebbe essere oggetto di una revisione critica. Conoscenze e competenze sono due ordini di cose completamente differenti. Se io devo formare competenze, vuol dire che oriento la didattica in un certo modo, in un modo completamente diverso se dovessi formare delle conoscenze. La parola competenza è una parola ambigua, no? Per certi versi ambivalente. È una parola che mette fuori gioco la parola contraria. La critica al concetto di competenza evidentemente mette l'incauto critico nel versante o lo iscrive al partito di chi vorrebbe perseguire l'incompetenza, ma competenza qui non è opposto di incompetenza. Il competente non è colui che sa, ma colui che sa mobilitare, come si dice, le proprie risorse per risolvere il problema dato. Il cosiddetto problem solving, no? Cioè, che è una cosa ben diversa dal formare le conoscenze, le quali conoscenze poi dopo rendono competenti in un senso completamente differente però, no? Ed è quindi questo un punto che anche qui pongo all'attenzione, cioè l'idea che siamo sicuri che la didattica per competenze che saranno più o meno sempre destinate ad un tempo rapido di obsolescenza. Siamo sicuri che formare i giovani alle competenze non sia proprio questo il prerequisito che li mette nelle condizioni di essere sempre passibili di dover ricevere ulteriore formazione per aggiornare le competenze. Lei mi... Faccio il mio lavoro. No, lei... Giustissimo. Diciamo che... Ecco, no, volevo concludere semplicemente, mi rendo conto, il problema è che io sono un motore diesel, mi scaldo
relazione facendo. No, volevo dire semplicemente 2 punti finali. La questione di come viene inteso oggi l'apprendimento e come certo didattichese sia nemico di un modo diciamo produttivo di ripensare la scuola oggi, no? Come se sia più importante formare ad esempio un insegnante più sulla didattica della sua disciplina, quasi che fosse meno importante la conoscenza della cosa. Un altro elemento che tende ad essere smarrito è un'evidenza, e qui concludo, un'evidenza che andrebbe rimessa al centro. Credo che quello che accade a scuola sia riconducibile a questa forma. C'è qualcuno che insegna qualcosa, cioè un contenuto disciplinare, consente di vivere all'altro un'esperienza che in qualche modo lo fa uscire da se stesso, a qualcuno per delle ragioni, qualcosa a qualcuno per delle ragioni, non semplicemente delle modalità per risolvere nel modo più efficace i problemi dati, ma una didattica anche orientata a far sì che il soggetto apprenda anche a smascherare come falso il problema dato, a porre e a individuare nuovi problemi, a istituirne di nuovi oltre a quelli già previsti. Sulla digitalizzazione della didattica ci sarebbe molto da dire, questi temi meriterebbero seminari semestrali, no? Però io mi taccio e ringrazio ancora molto per questo vostro invito. Bene. Chiara Massari è responsabile dell'attività didattica e della formazione dei docenti all'Iveser. Prego. Grazie, anch'io sono molto contenta di essere qui. È vero che sono responsabile della didattica e della formazione dell'Iveser, però sono un insegnante. Fino a 3 anni fa avevo una cattedra di italiano e storia in un istituto tecnico industriale, ancora ce l'ho, a dire il vero, perché l'incarico è annuale e viene rinnovato. E questo mi ha un pochino orientata, diciamo, nella scelta del tema da affrontare in questo brevissimo intervento, nel senso che questo è un libro che è vero, ha questo titolo rassicurante, non sparate sulla scuola. Come insegnante ho detto bene, si riconosce che c'è qualcosa di importante e anche un invito, insomma, a interrompere questi pregiudizi, no, secondo i quali qualsiasi problema sociale, no, ci sia, la responsabilità è la scuola. Però non è un libro consolatorio, perché poi leggendolo in realtà, no, si viene sommersi da tutte le problematiche che la scuola ha in effetti. Allora io ho pensato di restringere molto invece il mio intervento ad un tipo di scuola che giustamente le autrici dicono nel dibattito pubblico non esiste, perché quando nei TG si parla della scuola secondaria sono i licei. Quando escono le materie per l'esame di Stato, cosa è uscito il classico, cosa è uscito lo scientifico, no? Per cui c'è questa quantità invece notevole di studenti che tra l'altro percepiscono su di sé questo non riconoscimento, questo essere un po' studenti di serie B. Tra l'altro tecnici e professionali sono sempre messi in accoppiata, sono 2 realtà che hanno delle differenze anche profonde. Sul piano didattico, devo dire, lo schema della lezione frontale, io per carità non voglio generalizzare un'esperienza che è molto parziale, cioè la mia, e io ho in mente dei colleghi, quindi, però non mi dispiace neanche l'idea di diffondere qualche pregiudizio positivo su queste scuole. La didattica frontale è molto meno praticata in questo tipo di scuole, proprio perché c'è una necessità maggiore di motivare e di coinvolgere, perché gli studenti che hai di fronte sono di un certo tipo, diciamo. Ora, queste scuole attualmente, recentemente, sono però nel mirino dell'attenzione del Ministero perché si è pensato ad una riforma che ha l'obiettivo di rilanciare questa filiera tecnico-professionale. Qual è la strategia? Ridurre i 5 anni a 4. Immaginare che finiti i 4 anni gli studenti frequentino un istituto tecnologico superiore. Ci sono già in Italia questi istituti, poco frequentati, insomma, quel che vedo, e anche sono pochi numericamente. Si introduce il PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, l'esperienza in azienda, già nel primo biennio, cioè ragazzini che escono dalle medie, già nel primo biennio hanno questa esperienza, diminuisce il numero delle ore delle materie di area generale, rafforzando invece quelle di indirizzo.
Quindi una fortissima professionalizzazione di queste scuole superiori, strettamente legate col tessuto produttivo del territorio. Allora, io mi chiedo, anche sulla scorta delle osservazioni che fanno le nostre autrici, è questa la strada giusta per rilanciare questo tipo di scuole? Allora, innanzitutto questo legame strettissimo col tessuto produttivo, no, del territorio. Ora, questo già introduce una criticità, perché ci sono diseguaglianze in Italia, non è che il tessuto produttivo sia uguale in ogni parte d'Italia. L'altro aspetto, e su cui sono tornate anche le nostre autrici, è che tutte le analisi internazionali ci dicono che le figure professionali sono in rapidissima evoluzione, per cui non tra 10 anni, ma tra 2 anni, no, una professione su 4, ecco, subirà profonde trasformazioni, no? E quindi l'utilità delle conoscenze, delle competenze che lo studente acquista, no, è molto breve nel tempo. Quindi, dal mio punto di vista, la professionalizzazione dovrebbe avvenire dopo che lo studente, dal punto di vista culturale, si è strutturato in modo robusto. L'altra questione, perché gli studenti si iscrivono ai tecnici o ai professionali? C'è, lo sappiamo tutti, una gerarchia nelle scuole superiori, per cui se sei bravo vai al liceo, se non sei male, ma non studiosissimo, vai al tecnico, se hai problemi il professionale, no? E questo schema è fortissimo nelle scuole. Non sto a dire, insomma, quanto il contesto sociale di provenienza dei ragazzi incida poi sul rendimento. Giustamente ho apprezzato molto, insomma, il passo del libro nel quale si sottolinea come la scuola, sì è vero, non è più un ascensore sociale, ma lo è stato quando tutta la società italiana era in sviluppo. Però ciò non toglie che in queste scuole possa esserci l'occasione di un riscatto sociale, no? E le autrici però scrivono: non lasciamola sola la scuola in questo, no? Cioè, perché questo avvenga occorre un cambiamento, occorrono scuole aperte anche al pomeriggio che offrono attività interessanti. L'altra questione però è che la scelta della scuola superiore è, dal mio punto di vista, troppo precoce, e in questo il libro, diciamo, direi che lo sottolinea, no? Perché è chiaro che a 13-14 anni, specie in una prospettiva di riforma di questo tipo, no, un ragazzino o una ragazzina deve già decidere per la sua esistenza. Ora, il sistema attuale, che avrà tutti i suoi limiti, però è un sistema che consente al ragazzo che in corso d'opera si renda conto, insomma, di non aver magari fatto la scelta giusta, consente il passaggio ad altra scuola, no? Cioè c'è una flessibilità. In questi passaggi c'è sempre anche una grande difficoltà, eccetera. Però ecco, mi sembra che la riforma ipotizzata veramente ingabbi questi ragazzini, no? Come se ne può uscire? Occorre una riforma dei cicli, no? Questa è un'esigenza che anche le autrici del libro sottolineano, cioè dare la possibilità di una scelta più avanti negli anni, magari che coincida, no, con la fine dell'obbligo, cioè 16 anni, e che quindi diventi una scelta che non è di ripiego o perché è scritto così, diciamo, dalle origini familiari, no? Ma perché nasce dall'effettivo riconoscimento in sé di propensioni, di gusti e di desideri per il futuro, insomma. Io ho colto soprattutto questo aspetto, diciamo, del libro e ho voluto sottolinearlo molto sinteticamente, credo. Regalato qualche minuto di cui la ringraziamo. Bene. Giovanna Lagrasta è professoressa al liceo Marco Foscarini. Prego. Benissimo. Di Foscarini abbiamo sentito parlare più volte con ricordi personali e riferimenti, e non è strano, nel senso che è chiaro che una scuola è lo specchio di una società. In un ambiente come questo molti dei presenti hanno frequentato il Foscarini. Perché? Liceo classico, no? E quindi liceo classico, liceo d'élite, quello che formava in un certo senso, e formava con la prospettiva del liceo classico e quindi professionisti di tutti i tipi, perché il liceo classico ha la caratteristica, e ce l'aveva prima ovviamente della riforma del 68, di essere l'unica scuola che poteva far accedere a tutti i tipi di università. Quindi
formazione assolutamente generale di base che ti insegnava ad imparare, e quindi anche chi aveva fatto il liceo classico, dopo magari qualche difficoltà al primo anno, se faceva delle facoltà scientifiche, riteneva poi di avere delle carte in più rispetto a chi proveniva da altri percorsi. Questo lo dico, io non ho fatto ovviamente materie scientifiche, ma mio fratello sì, eccetera, eccetera. Quindi una scuola che per tanto tempo è stata un modello e si è anche ritenuta una scuola di élite. Per me è molto importante focalizzare questo aspetto, perché c'è un rapporto fondamentale fra la scuola e la società. E questo rapporto fondamentale ha in mezzo come protagonisti i ragazzi, gli studenti. Ci sono molte cose nel libro che ho letto che mi sono piaciute molto, quando davano la parola agli studenti, quando facevano emergere le critiche, le difficoltà, il malessere degli studenti a scuola, di cui poi vorrei effettivamente parlare, e contemporaneamente mettevano in luce l'energia, la speranza, la volontà di cambiare, di intervenire positivamente. Allora, molto spesso noi costruiamo discorsi sulla scuola a partire dalla carta, e questa è un'altra cosa che ho trovato nel libro e che mi sembrava molto interessante. L'intervento anche del professore ha focalizzato un aspetto che secondo me è assolutamente fondamentale. Parliamo di modalità, parliamo di didattichese, dimentichiamo le finalità. Però anche chi rimpiange il passato, io credo che l'esperienza del liceo classico sia stata un'esperienza fondamentale, importantissima per formare generazioni e generazioni, e ritengo che il liceo classico abbia ancora una validità formativa importante. Però questo non avviene in una realtà immutabile e fissa. Ragionare sul modello scuola, il cambiamento del mondo, che è sicuramente l'irrompere dell'intelligenza artificiale, che ci dà dei problemi pratici, perché io ovviamente all'interno di questo consesso sono una che la scuola la fa tutti i giorni, cioè è la mia voce dall'interno, no? Qual è il problema pratico che mi dà l'intelligenza artificiale come insegnante di italiano? Trovare compiti scaricati completamente dalla chat. Quindi, oppure, come insegnante di latino, lottare in modo assoluto contro la tendenza a scaricare le versioni, è automatico. Cioè, difficoltà di questo tipo rendono la prova, ma anche il tipo di esercizio, inutile. Quindi è chiaro che tu devi trovare un altro tipo, un altro modo, un'altra forma, perché quelle competenze necessarie per la vita possano essere allenate. E c'è anche un altro aspetto che forse il libro ha sottolineato meno di quanto io avrei voluto, ma Greta Thunberg ogni venerdì ha lasciato la sua scuola per andare a fare qualcosa che riteneva molto più importante e che aveva a che fare con il futuro e quindi con la finalità reale della scuola. Noi non viviamo in un mondo immutabile, ci piacerebbe molto. Chi rimpiange i modelli del passato ha nostalgia di un mondo di sicurezze e tutti ce l'abbiamo. Sarebbe bello pensare che ci fosse un modello ideale di formazione per i nostri studenti e che noi li potessimo rendere bravi e quindi poi potessimo valutarli sulla base di che cosa significa essere bravo. Mi è piaciuto molto anche nel libro si sottolineasse che il concetto di merito è un concetto complesso da discutere, non è un concetto per nulla dato. E allora purtroppo la realtà non è così e se noi stiamo fermi comunque all'interno di un treno di cui forse non sappiamo bene in quale direzione sta andando. E non lo sappiamo noi, ma non lo sappiamo neanche chi ci governa, ma neanche a livello mondiale, perché basta studiare la storia delle COP per scoprire quali provvedimenti rispetto al problema, all'emergenza climatica vengano presi in questo momento. Allora, siamo in una situazione in cui gli adulti in primo luogo sono in difficoltà rispetto al futuro e rispetto all'immaginare quali siano le competenze davvero necessarie per il domani. Però la competenza, come l'ha definita prima il professore, è qualcosa che va benissimo. Se la competenza è
mobilitare le proprie risorse per risolvere il problema dato, è questo che noi dobbiamo fare con i nostri studenti, con tutta l'umiltà del caso. Nel senso che modelli nuovi di didattica e di scuola che non escludono la lezione frontale. La lezione frontale è bellissima, solo che magari la lezione frontale la faccio io, ma qualche volta posso, dopo un opportuno percorso di ricerca, farla fare anche a un mio studente. Perché in questo modo, a parte il fatto che è fondamentale che un insegnante impari anche dai suoi studenti mentre insegna, ma dà davvero la possibilità di attivare delle risorse per risolvere un problema e quindi sperimentare modalità didattiche in cui si costruisce un sapere condiviso, ma soprattutto si imposta la ricerca. Quindi una didattica che si fonda anche molto sulla ricerca. E il liceo classico un po' questo ce l'ha regalato da sempre, facciamo filosofia, scopriamo con Socrate la maieutica e quindi la dimensione la necessità di ridefinire la domanda che muove una nuova conoscenza. Questo però di fronte alle nuove sfide è assolutamente necessario. L'intelligenza artificiale la tengo fuori dalle scuole. Spengo i telefonini, va bene? Evito che il ricorso al digitale disturbi e inquini le mie prove e le mie verifiche per valutare i miei studenti. Bene, come hanno detto giustamente le autrici del libro, non avrò fatto il mio lavoro, perché la scuola che cosa deve fare se non, di fronte alla nuova sfida, attivare tutte le risorse possibili per rendere gli studenti in grado di non perdersi nel web, in grado di saper distinguere informazioni attendibili da informazioni non attendibili, cosa che è difficile per tutti, ma insomma questa è la strada che dobbiamo fare sicuramente assieme a loro. La scuola è sicuramente lo specchio della società e le fragilità che noi abbiamo ce le hanno gli studenti, ce le hanno i ragazzi e hanno diritto però ad avere da noi un appoggio, un aiuto, un sostegno, perché gli adulti siamo noi. Una cosa che dicevano le autrici del libro e che mi ha colpito molto è che molto spesso i ragazzi si sentono responsabili rispetto alle fragilità dei genitori e quindi rispetto alle fragilità dei genitori che sono inquieti rispetto al loro futuro e non potrebbero non esserlo. Noi abbiamo vissuto tutti la pandemia. Una cosa che veniva sottolineata in modo molto importante nel libro, e io ci credo davvero, durante la pandemia sono state attivate delle risorse per la necessità, per la crisi. Le crisi sono meravigliose in realtà nel muovere capacità, creatività ed innovazione. Anche in questo caso si sono innovate delle cose importanti. E è vero che un salto di qualità nella digitalizzazione della scuola è stato fatto proprio durante il periodo della pandemia. È altrettanto vero che alcune cose belle e positive che avevamo acquisito in quel periodo, ritornati a scuola anche per la voglia forse di dimenticare, o ritornati alla vita normale lavorativa, la voglia di dimenticare l'incubo che avevamo vissuto, sono state allegramente rimosse, ma gli orari più flessibili, un certo utilizzo indubbiamente degli strumenti di collegamento informatici che aveva mosso anche a un protagonismo diverso degli studenti, perché è vero che sono più bravi di noi. Io nelle mie classi ho i badanti informatici, nel senso che quando io sono in difficoltà con qualche aspetto c'è sempre il ragazzo che è molto più bravo, molto più preparato di me che mi risolve il problema. Hanno mosso delle risorse importantissime, però poi siamo ritornati indietro, abbiamo dimenticato le possibilità che venivano offerte alla scuola per rinnovarsi davvero di fronte a sfide. Le crisi e le emergenze ci costringono a ripensare anche le finalità e io credo che sia proprio vero. Tutte le riforme recenti hanno dato parole d'ordine, poco si è rifocalizzato, come diceva il professore, su quella che è la finalità della scuola.
Benissimo, molte grazie. È stato un dibattito molto ampio, molto ricco, che ci ha offerto diverse suggestioni da punti di vista diversi tra di loro e quindi suscettibili di muovere ampie discussioni e riflessioni. Ci ha aperto delle domande. La domanda fondamentale su cui tutti hanno parlato forse è: qual è la finalità generale dell'istruzione? Magari dopo chiederò in un minuto alle due autrici se hanno un'idea. Poi come? Perché? Qual è la strada giusta per la complementarietà dell'istruzione con il tessuto produttivo del territorio? Qual è il rapporto principe tra la scuola e la società? Quali sono i nuovi modelli di didattica, l'intelligenza artificiale? Tanti temi, li avete sentiti, e quindi io aprirei il dibattito per chiunque voglia porre delle domande o fare delle riflessioni, chiedendo, visto che non abbiamo il microfono a gelato, sì, ce l'abbiamo, allora alzando la mano e con il microfono potremo farlo. Abbiamo una prima domanda lì in fondo, guardi, si può, e dopo qui. Buonasera, volevo collegarmi a quanto mi chiamo Stefano Calandra, sono un papà di due ragazzine di 14 e 15 anni. Riprendo quello che ha detto la dottoressa Riva, ma anche il professor Conte e la professoressa Lagrasta, che ho avuto il piacere di conoscere. E le mie figlie soffrono, e quindi riporto la domanda a voi, un po' di mancanza di pedagogia, no? Quella mancanza di rapporto empatico con i professori, sembra questo, cioè questo che riassumo brevemente. Come se l'intelligenza artificiale, come se i modelli ministeriali, come se il risultato di arrivare alla fine del programma superasse l'importanza di avere un rapporto maieutico, come diceva la professoressa Lagrasta, ma nel senso estensivo, non maieutico socratico, ma maieutico nel senso di far partecipare attivamente lo studente a quello che stai spiegando, tirandoglielo fuori. Manca un po' la pedagogia, è una delle finalità che ancora non si riesce a perseguire nella scuola italiana? Grazie. Prego, chi vuole rispondere? Allora, intanto c'è sicuramente stato una lunga, trascuranza di questa cosa, anche a livello di formazione dei docenti, nel senso che mentre da 20 anni esiste una laurea per diventare maestre, che si chiama Scienze della Formazione Primaria, una laurea magistrale, qualcosa del genere per i docenti delle medie e delle superiori ancora non esiste. Adesso è in corso una riforma che prevede, oltre alla laurea magistrale, per cui diventi insegnante di lettere oppure di matematica, che chi vuole intraprendere la carriera docente integri con un certo numero di crediti formativi universitari in discipline psicopedagogiche e didattiche. Però non è qualcosa di strutturato, è qualcosa che chi ha all'orizzonte, forse domani, chissà, di poter voler fare l'insegnante, può già dal secondo biennio dell'università, cioè durante la magistrale, prendere, a spizzichi e bocconi. Niente di così strutturato. Io penso che più in generale, forse, quello di cui la scuola, che è specchio della società, soffre in questi anni, sia adesso non voglio dire la fine, ma insomma un po' la dimenticanza, l'oblio di che cos'è essere comunità. E questo vale per tutte le parti in causa, studenti, genitori e docenti. Io ho fatto anch'io il liceo classico a Milano e ricordo bene che durante il biennio ho avuto il privilegio di avere un insegnante che all'epoca era di italiano, latino, greco, storia, faceva tutto, che lavorava in team con altre due docenti in un programma all'epoca abbastanza sperimentale, per cui ci facevano fare critica strutturale del testo. Per me sono le mie fondamenta ancora adesso, ma questo lo voglio dire non tanto per che cosa facevamo, ma per come lo facevamo e per il fatto che loro si confrontassero
di biennio in biennio, mettendo a punto sempre meglio questa sperimentazione, confrontandosi fra loro, naturalmente trovavano forza, energia e anche quella dialettica necessaria per vedere dove correggere le cose che non funzionano. Nelle scuole elementari per anni ci sono state le compresenze che sono state tolte ai noi per ragioni di risparmio contabile. E invece il confronto fra docenti dentro l'aula e fuori dall'aula secondo me sarebbe fondamentale, così come sarebbe molto utile ritrovare sia per gli studenti a livello di collettività, io lo vedo con i miei ragazzi che sono molto attivi nel loro liceo attraverso i collettivi politici, che sono però vissuti come dei corpi semi-estranei della scuola, sia a livello di genitori, e questo lo dico a tutti noi, parlo di noi perché io vesto anche quei panni, ritrovare un senso di comunità e di rappresentanza che era quello dello spirito originario per esempio dei decreti delegati con cui nacquero gli organi di rappresentanza dei genitori nella scuola. Prima di allora la scuola era un tribunale a porte chiuse. Sì. Finalmente la scuola si apriva anche ai genitori, ma ai genitori non come sindacalisti dei propri figli, che portano avanti un'istanza individuale. Mio figlio ha preso 9, doveva prendere 10, ha preso 10, doveva prendere 10 lode. No, come dire, parte in causa in questo sistema dialettico che doveva essere sempre quello di una comunità, di ritrovare il senso di una comunità. Allora, forse non è giusto nemmeno colpevolizzare troppo i docenti, se in questo sistema ormai così spezzettato, individualizzato, il docente da solo si sente in qualche modo un po', si mette in una posizione difensiva e non riesce a trovare con lo studente e con i genitori quella dimensione giusta, che è quella appunto della maieutica, diciamo, di fare da levatrice, che forse se si sentisse, diciamo, più comunità con i suoi colleghi, così come gli altri, vivesse gli altri, diciamo, i genitori come rappresentanti di un'istanza collettiva e non come avvocati difensori dei propri figli, forse riuscirebbe meglio a interpretare. Ecco, ritrovare il senso di comunità da parte di tutti. Bene, grazie. Prego. Io non volevo fare un intervento, volevo semplicemente ringraziare per questa bella tavola rotonda che si è aperta e poi portare una notizia appena arrivata, perché sappiamo che ormai il tempo e lo spazio sono un'altra cosa, e non soltanto dopo il Covid ma anche con i nostri telefonini. Il 22 e il 23 marzo di questo mese a Roma, al Liceo Mamiani, mi è appena arrivato il messaggio che la Rete Nazionale dei Licei Classici organizza Liceo Classico, la generazione Z nell'era dell'intelligenza artificiale, e uno degli interventi sarà tenuto anche dalla professoressa Augusta Celada, che è stata all'ufficio scolastico regionale qui del Veneto e anche della Lombardia, ed è una classicista. Quindi è una buona notizia, perché la scuola è viva, è una realtà attiva. Quindi non si spara sulla scuola, è una realtà sana all'interno della quale ci sono tantissime energie, e questa notizia in diretta dimostra che abbiamo veramente la possibilità di investire nel futuro, perché c'è un presente molto solido. Quindi grazie molte per questa iniziativa, che è un'ulteriore testimonianza di questo. Grazie. Volete fare un commento su questa notizia? No. Abbiamo qui, dopo abbiamo un po' di coda. Magari dico qualcosa sulla mancanza di pedagogia allora... che mi sembra interessante. Sì, buonasera Giobata, volevo fare un'osservazione da un osservatore esterno, uomo della strada praticamente, perché è giusto anche che voi ascoltiate la gente, cittadini che pagano le tasse, perché la scuola italiana io la vedo troppo politicizzata e ideologizzata, perché neanche il ministro vi può dire qualcosa, il ministro sto parlando, forse forza avete dalla vostra parte l'autonomia scolastica, ma non ho capito cosa vuol dire, non sarà mica quello di fare quello che volete voi? E quindi il ministro ha cercato di riprendere una preside ed è stato coperto di insulti e figure. Ecco, un altro aspetto, la dottoressa ha detto con un occhio molto dolce, ha detto questi ragazzetti, ma sono i ragazzetti che poi vanno a manifestare in prima fila, a provocare, insultare i poliziotti, e sappiamo com'è andata. Bene, desiderate commentare? Sì, va bene, allora qui? Che rispondono lì.
Io la maestra la odio ancora. Dico la verità, proprio la odio. Perché? Potrei motivare. Ah, perché? Perché mi picchiava tutti i giorni. Mi picchiava tutti i giorni. Perché? Perché non portava un pezzo di legna, c'era la stufa che veniva accesa dal bidello. Veniva accesa dal bidello la stufa, ogni bimbo doveva portare il pezzo di legno. Io non ce l'avevo, non c'erano i soldi, non c'era la legna. Sono nato prima l'8 febbraio, sotto il cavolo, me l'ha detto la mia mamma. Quindi non portavo questo pezzo di legno, io avevo un astuccio di legno, no? Che la maestra, mia zia, mi aveva detto: primo 10 che prendi ti do la striscia. Lei mi faceva mettere la manina così, pum. Perché? Perché io dicevo, mi sono dimenticato il pezzo di legno, non c'era il pezzo di legno a casa. È andata avanti fino a primavera, capito? Quindi la odio. No, volevo rispondere. Un'altra cosa, sono venuto leggermente pessimista a questa riunione, dico la verità. Vado via depresso. Ho una fede. Fede, quindi non discutiamo. Credo solo nella cultura. La cultura può aiutare l'evoluzione, portare civilizzazione. Solo la cultura, non c'è altro. E noi abbiamo i giganti, camminiamo sui spianati. Voi avete, naturalmente io non sono addetto ai lavori, perché la maestra, poi odio anche i professori, no niente, adesso arrivo subito. Avete edulcorato benissimo, complimenti per la forma, la sostanza, tutto. Pongo anch'io una domanda adesso, come, cosa, perché avete parlato tutto al condizionato, mi sarebbe piaciuto interloquire. Non so, 40 minuti di attenzione e poi su al nord le scuole danno un quarto d'ora ogni ora. E dove vanno? C'è la sala musica, la palestra. Questo la Finlandia ha fatto in 10 anni. Gli altri paesi hanno cominciato inizio Novecento. Quando la politica ha sposato la bellezza, ha capito il valore della cultura, hanno cominciato e adesso sono avanti un secolo, capito? Voi avete edulcorato benissimo un disastro. Allora pongo io una domanda. Di chi abbiamo bisogno per cambiare tutta questa cosa? Chi deve farlo? La politica, vero o no? Grazie. Abbiamo i tempi. Sì. Arrivo. Chi aveva chiesto? Sì, buonasera. Faccio un po' un passo indietro rispetto al dibattito che evidentemente insomma ha avuto toni accesi. Io non voglio essere così polemico, però fare un'osservazione da addetto ai lavori. Dopo chiaramente un lunghissimo percorso sono arrivato anch'io a insegnare, facendo dei corsi, pagando dei corsi, facendo dei concorsi riconosciuti dopo anni. Lo sappiamo tutto, insomma, quello che meriterebbe una larga letteratura antropologica. Il discorso però dei tanti corsi che ho fatto, c'è una frase che mi è rimasta scolpita e che mi ha reso più sopportabile tutto il corso che ho fatto: i ragazzi hanno diritto ad avere adulti significativi. Questa qua mi ha messo di fronte anche a una crisi, perché ho fatto questo corso per avere punteggio, per andare avanti, per sopravvivere fondamentalmente. E questa frase qui mi ha fatto capire, mi ha fatto pensare che cosa è veramente significativo per un ragazzo. Quindi anche una lezione frontale può essere risolutiva di una vita, nel momento in cui è possibile che venga realizzata, perché nelle scuole adesso quello che viene camuffato spesso sotto la grande cappa dell'informatica, dell'innovazione, le lezioni vengono interrotte ogni 10 minuti, chiunque le interrompa a qualunque titolo. Alla scuola mi fa piacere che addirittura un giudice, dei giornalisti si interessino a queste cose. Io nella scuola, da quando insegno, sono venuti solamente poliziotti, psicologi o venditori. Dove sono le figure significative? Un poeta quando viene, un vero campione, un eroe quando viene, non per essere una scuola di patrioti. Quindi nel momento in cui la scuola è significativa e vuole essere ascensore sociale, nel momento in cui la comunicazione lo consente, no? Insomma, se una legge Dante può ascoltare decine di versioni, avere sermonti a disposizione ogni istante, ma una scuola che può emancipare dal basso. Io sono a una scuola in cui si contano gli italiani che la frequentano, è quella in cui un ragazzino del Bangladesh impara tanta memoria. Possiamo lavorare in questo percorso, oppure escluso perché tanto non è fuori dalla sua cultura, forse non gli fa così bene, non perdiamo tempo, è faticoso. Io sogno che apprezzi e impari Dante a memoria, ma come metodo di vita. Anche io mi sento dantesco nel momento in cui Dante mi aiuta nel quotidiano. Quindi
Penso che il signore, prima un po' provocando, ha detto la cultura può essere l'arma per poterci salvare. Lo penso in fondo anch'io, perché anche per noi insegnanti che cosa dovrebbe essere importante? I voti, le virgole, i paragrafi, la cultura e come. Grazie. Grazie. Abbiamo una domanda qui davanti. Sì, c'era la signora e dopo. Allora, intanto ho il piacere di salutare la professoressa Lagrasta, che a suo tempo era stata una mia insegnante. Adesso non mi ricordo se alle medie o alle superiori, al Barbarigo, e io mi ricordo molto, ero stata un'insegnante della mia classe che mi ricordo, però l'ho riconosciuta subito e quindi la saluto molto volentieri. E la informo che io vengo sovente assieme a mia mamma qua all'Ateneo per queste cose, e ci tenevo a salutarla e che sapesse che frequento l'Ateneo Veneto. Poi volevo chiedere una cosa, il problema del bullismo scolastico, che prima era una cosa sommersa più di tanto, invece adesso non è più così, perché il bullismo non hanno più rispetto nemmeno del professore, perché oltre che all'alunno o allo studente di una certa età, viene anche adesso anche il professore minato da questa piaga sociale. Grazie, facciamo l'ultima domanda e dopo iniziamo con le risposte, perché il tempo è un po' tiranno. Prego. Allora, dunque io volevo dire questo. Io sono una signora di 70 anni che ha avuto la fortuna di avere 3 figli e nella fortuna anche di poterli seguire a casa, per fortuna. Io sono vissuta in molte città e anche paesi esteri diversi, e ho i miei figli che adesso 2 abitano tutti in Belgio e ho 4 nipoti che abitano in Belgio, quindi sono molto attenta a quello che succede nelle scuole, perché ci sono modi molto diversi e interessanti, e oltretutto io dopo un po' ho deciso di tornare a fare l'uditrice all'università e sono andata a occuparmi, mi sono scelta i corsi e i professori con grande gioia mi aspettavano, perché ero una delle poche che seguiva con attenzione la lezione, quindi è stato quello che ho imparato. Io vengo dall'Università Cattolica, sono laureata in pedagogia e il mio professore è stato Agazzi, e ecco, Aldo Agazzi, e lui cosa diceva? Educare vuol dire condurre per mano qualcuno da qualche parte. Cultura cos'è? È profondità, non è sapere le cose. Merito qual è? Non è che noi, il merito, purtroppo col merito si scelgono anche le persone che non hanno merito. Bisogna andare in profondità per trovare il merito non è il voto. E io negli anni in cui ho insegnato, che mi è capitato di insegnare, la domanda che ho fatto ai miei ragazzi, ai miei bambini, perché insegnavo alle elementari, ho sempre chiesto non cosa volete fare nella vita, che non mi interessava, che persone volete diventare nella vita, che è molto molto più importante. E vi assicuro, e anche ho fatto rappresentante di classe, ho vissuto tutto quello che si poteva vivere nella scuola, e ho fatto un'esperienza straordinaria in Svizzera, dove esistono 250 scuole professionali, perché se il percorso scolastico non lo può scegliere uno studente, se ha certe abilità, certa voglia, desiderio di approfondire, va al liceo che dura 4 anni, se no ha queste 250 possibilità. Vi inviterei ad andare a Lugano all'Expo Professioni. Allora, sono basate sul desiderio di un uomo di costruirsi una capacità di lavoro. Allora, avete mai sentito parlare di qualcuno che deve diventare esperto ad abbattere gli alberi? Bene, questo c'è una scuola professionale che è 1 anno meno del liceo e ti garantisce di essere un professionista con un ottimo stipendio. Ma le scuole professionali si fanno così, sul desiderio di lavoro di una persona.
Il giardiniere è una persona importantissima, quello che si occupa di logistica, il panettiere, tutto sono persone competenti che sanno fare. L'addetta alle pulizie, c'è anche un corso per quello, sa anche la composizione dei detersivi, capito? Ecco, questo è quello che nella nostra scuola manca. E i miei nipoti, no, finisco perché è interessante, i miei nipoti, io ne ho 4, uno di questi che vive in Belgio, è tra i primi 50 del Belgio, che ha 11 milioni e mezzo di abitanti, perché ha delle abilità superiori alla media. I suoi fratelli lo prendono sempre in giro, dicono che lui non fa solo matematica, fa tutti i corsi speciali perché è tutto speciale, ma non capita solo a lui. Quelli che invece al contrario hanno bisogno di essere aiutati sono aiutati nello stesso modo, con la stessa dedizione. C'è una differenza, perché sennò questi si annoierebbero da morire a scuola, ma non si sentono dei geni, capito? Non si sentono eccezionali, è normale, loro hanno quelle abilità lì e tutti gliele riconoscono senza far fatica. E poi l'ultima cosa che voglio dire, smettiamola per favore di dire, siccome il sistema di Bologna delle università l'abbiamo inventato noi, questa storia della triennale e la magistrale, io non capisco mai niente, perché i miei figli, che hanno studiato in 3 università d'Europa diverse, si chiama sempre bachelor e master, non so io, mettiamoci d'accordo ogni tanto e diventiamo un po' europei anche noi. Bene, allora, chiudendo il dibattito per mere questioni di tempo e invitando i nostri relatori quanto più possibile alla sintesi, lascio a voi i microfoni per rispondere alle domande che avete ricevuto. Sperando che nel paese si vada in un'altra direzione. Dunque, sì, io in realtà penso che... Microfono? Sì, va bene? Prego. Volevo intervenire sul primo intervento. Non ricordo il nome di chi è intervenuto, ma penso che abbia messo sul tavolo della discussione un punto importante, cioè la mancanza di pedagogia. È chiaro che qui occorre tener conto di una distinzione che spesso nel dibattito pubblico viene meno, la distinzione tra pedagogia e didattica. La didattica è appunto un sapere che si occupa di rispondere ai come, no? Come migliorare gli apprendimenti, appunto dicevo prima, come renderli più controllabili, eccetera. E il discorso didattico ha finito col prevalere sul discorso propriamente pedagogico. Il discorso pedagogico non si occupa tanto di rispondere ai come migliorare l'apprendimento, ma tenta di individuare un orizzonte educativo, ovvero in che senso apprendere questa cosa, apprendere a risolvere le equazioni di primo grado, in che senso questo apprendimento può essere educativo. Io posso apprendere molte cose senza ricevere nessuna educazione. Compito dell'insegnante, il compito educativo dell'insegnante è proprio di ripristinare la questione pedagogica in modo tale che non si risolva tutto all'interno di quello che io chiamo il meccano didattico, no? Che risponde poi alle vecchie psicologie comportamentistiche, stimolo-risposta, che finiscono col determinare una forma di riduzionismo. Cioè la questione educativa è altro rispetto alla questione che riguarda gli apprendimenti. La mancanza di pedagogia credo che riguardi proprio questo aspetto, oltre a quello che mi pare lei abbia richiamato, cioè l'idea che una delle imprescindibili situazioni che dovrebbero potersi venire a determinare è quella della creazione di un rapporto pedagogico, una relazione educativa tra docente e discente, che superi la unidirezionalità oppure questa idea di docente sopraelevato, il monarca assoluto, no? La relazione educativa, la relazione didattica come incontro tra persone
dove non sta più al centro il docente, questo è un punto che io pongo spesso ma che offro alla discussione, al centro non sta il docente ma neanche l'apprendente, al centro sta il contenuto culturale di cui entrambi dobbiamo fare esperienza, ricreandolo e rendendolo sempre passibile di ulteriori problematizzazioni. Grazie, prego. Io brevemente colgo in tutte le domande o comunque gli interventi che sono stati fatti la questione degli studenti, che gli studenti, forse ne abbiamo parlato poco, sono effettivamente il soggetto e l'oggetto, diciamo così, della scuola, e quindi quando si parla appunto dell'adulto significativo, quindi del ruolo, insomma, che deve avere la scuola e di quello che deve offrire a questi studenti, quando si parla del bullismo, sul bullismo c'è fortunatamente una consapevolezza molto maggiore oggi, e questo fa emergere anche delle episodi o comunque delle strutture che una volta non sarebbero emerse. Ci sono tanti programmi anche con l'aiuto di esterni. Ci sono scuole dove questi funzionano e scuole dove non funzionano, questo bisogna dirselo, che c'è la scuola come sistema, poi ci sono situazioni. Però io, ecco, sul bullismo vedo che che la scuola si sta muovendo, poi purtroppo le singole situazioni non tutte vengono risolte. La scuola è politicizzata, insomma, alle occupazioni. La scuola non è una giungla, la scuola è un posto dove organizzato, una comunità organizzata, dove c'è un capo, un preside con una struttura di vicepresidi, professori o insegnanti, maestri che sono formati, poi possiamo discutere se bene o male, che dovrebbero sapere comunque il fatto loro, e quindi dovranno gestire anche se ci sono proteste o se ci sono queste cose. Non è che è un problema nazionale, come anche le violenze a scuola, che sono naturalmente episodi ingiustificabili, gravissimi. Ma noi stiamo parlando l'anno scorso di 25 denunce per aggressioni ai medici di adulti che aggrediscono altri adulti. Sono state fatte 4.200 denunce lo scorso anno, quindi è chiaro che questi 25 casi sono casi totalmente, diciamo, di cronaca giudiziaria, sono cose che devono essere sicuramente, però ecco, non è un'emergenza maggiore di quello che c'è nel resto della nostra società. Poi certo la scuola deve insomma, evitare il più possibile o educare, perché questo non succeda. Purtroppo ci sono situazioni anche sociali, familiari, che sappiamo benissimo. Però ecco, gli studenti, vorrei dire, noi abbiamo fatto anche poi concludo, un sondaggio come Corriere Scuola insieme al Laboratorio della Scienza di Milano, e chiedendo quali sono le priorità degli studenti. Allora, secondo, diciamo, quello che è la vulgata sugli studenti, uno si immaginerebbe studiare meno, voti più alti, o non so, non avere i voti. Invece loro hanno dato 3 risposte di metodo che secondo me dimostrano un grande interesse, una grande anche conoscenza di quello di se stessi e di quello che vogliono. Cioè loro hanno detto soprattutto basta lezione frontale, poi si può discutere, vuol dire basta lezione noiosa più basta che noiosa, perché poi adesso questo, esatto, cioè quindi loro dicono guardate, ci annoiamo, cioè cerchiamo di trovare un terreno di contatto dove ci troviamo, però noi lo vogliamo trovare questo terreno. Hanno chiesto, va bene, poi insegnanti madrelingua per l'inglese, anche questo magari fa sorridere, dice no, ma perché? Perché loro vogliono sapere usare l'inglese, cioè si vogliono sentire cittadini del mondo, quindi vogliono impararlo, diciamo, e si pensano che questa, va bene, sia la soluzione. Poi saranno gli adulti a dire guarda che ci sono tanti modi, altre cose, ma diciamo. E la terza è, loro chiedono una didattica laboratoriale, che non vuol dire il laboratorio di scienze, anche naturalmente, però quindi anche un modo di apprendere che sia anche un po' facendo, anche un po' più adatto a loro. Quindi se gli si chiede di parlare di se stessi, della scuola, hanno delle idee precise e non stupide affatto. Poi uno gli può dire no, guarda, forse qua non è così, ma
Noi abbiamo riportato nel libro questa lettera che hanno scritto gli studenti del liceo Berchet di Milano dopo che 58 dei loro compagni avevano abbandonato, tornati in classe dopo il Covid, la fragilità, sapete, insomma, non erano riusciti più a ritrovarsi e in 58 se ne sono andati in altre scuole, hanno abbandonato. E loro hanno scritto questa lettera che vi invito, la trovate online a leggere, perché è una lettera bellissima, cioè una lettera in cui loro in un momento di confusione, chiaramente, perché i ragazzi che se ne andavano, loro che probabilmente non si ritrovavano dopo il ritorno in classe, loro hanno chiesto aiuto alla scuola, non l'hanno chiesto ai genitori, non l'hanno chiesto forse qualcuno allo psicologo, non sono andati al bar a trovarsi, non hanno occupato, hanno scritto e hanno chiesto: noi vogliamo una scuola in cui ci sentiamo parte della scuola, in cui non vogliamo studiare di meno, hanno proprio detto, ma vogliamo studiare meglio, vogliamo ritrovarci, cioè troviamoci con i professori, il preside, chi serve per trovare un modo per fare scuola, e questa secondo me è la testimonianza più importante. E soprattutto questa lettera che quando è iniziato a circolare in 48 ore è stata firmata da decine di comitati di studenti in tutte le scuole d'Italia, della rete, qui dal nord al sud, e che hanno dato questo segno importantissimo di vitalità, di consapevolezza e anche di amore per la scuola, comunque di dire la scuola è casa nostra. E questo secondo me da qua bisogna ripartire. Poi si dovrà capire come studiare, come prepararsi, ma non perdiamo questo, non disegniamoli come gli capaci che non vogliono il voto gratis, non è affatto così, ce ne saranno alcuni, ma il resto non è così. Grazie. No, hanno firmato decine di scuole perché l'avessero certamente l'avessero fatto solo loro, l'avessero fatto solo loro era significativo, ma questo è stato condiviso da nord a sud, veramente da ovunque, quindi questo è importante. Bene, allora posso dire una cosa? Sì, la professoressa. Sì, un attimo solo, scusi, prego. Una cosa però la vorrei dire, perché abbiamo parlato ovviamente di tante cose in pochissimo tempo. Se non fossi assolutamente convinta del valore della cultura e se non fosse bellissimo fare lezione e se nelle nostre aule non ci fosse bellezza, non avrebbe senso nulla. Quindi mi è dispiaciuto che fosse sembrato un disastro. Le nostre scuole sono un luogo dove quotidianamente io insegno letteratura, quindi la bellezza è il nostro pane quotidiano. Sì, bene, evitiamo per cortesia il dibattito personale, prego. No, io volevo solo dire una cosa, è sempre un piacere sentire parlare le insegnanti, le professoresse della scuola pubblica che ho avuto modo di apprezzare in tanti anni, e di cui penso tutti apprezziamo l'impegno, la dedizione. Mi è capitato anche veramente alle elementari di vedere queste maestre, quello che sanno fare per i bambini. Però volevo dare un suggerimento alle autrici, magari per i prossimi incontri, perché ci guardiamo attorno e vediamo che siamo tutte persone, come dire, insomma, abbastanza avanti con gli anni, ecco. E mi sembra che qui manchi, abbiamo le insegnanti che sono il pilastro della scuola, però manca l'elemento poi, no, con cui le insegnanti, anzi non su cui, ma con cui le insegnanti lavorano, cioè gli studenti. Allora volevo proporre alle autrici, magari per qualcuno dei prossimi incontri, di invitare al di là della cattedra anche uno studente che possa dire al pubblico anche lui, magari insegnarci qualche cosa. Beh, naturalmente questo è un ottimo suggerimento, ma questo centro è aperto a tutti i cittadini e quindi anche agli studenti che vogliano parteciparvi. Vi sono altre osservazioni o commenti da parte vostra? E allora, prego. Dunque, noi abbiamo messo le locandine nelle scuole, in particolare allo scientifico e altre scuole. Quindi, se gli studenti non sono venuti,
Giusto. No, però è vero che un conto è essere uditori e un conto in effetti è dare loro la possibilità di parlare. E a questo proposito mi viene in mente una battuta che abbiamo messo anche nel libro di Bertolt Brecht, che a un certo punto dice col consueto spirito Parli più vicino al microfono. col consueto spirito caustico: nei miei 9 anni di scuola superiore non sono mai riuscito a insegnare niente ai miei professori. Ecco, forse diciamo questo è uno spunto, cioè ascoltare i ragazzi. Bene, su questa frase sicuramente condivisibile ringraziamo profondamente l'Ateneo Veneto che ci ha ospitato, ringraziamo le autrici e coloro che hanno presentato il volume e naturalmente soprattutto tutti voi che avete ascoltato e avete partecipato al dibattito. Vi segnalo che per chi desidera il libro lì è in distribuzione, in vendita, e il prezzo di copertina non lo so, ma insomma ecco quando... Come? 16 euro. Benissimo, quindi se lo volete è lì disponibile. Vi ringrazio e ai prossimi appuntamenti dell'Ateneo Veneto e del Comitato di Venezia della Dante Alighieri.